Veneto, la terra e il mare, le sue ville e la campagna, i borghi antichi, i centri storici, boschi e montagne. Luoghi caratteristici o che contano, ma soprattutto luoghi da amare, perché legati ad un ricordo, perché portatori di serenità. Ecco i luoghi che stiamo cercando, i vostri, quelli che hanno segnato la vostra vita o un suo momento, luoghi che vorreste far conoscere agli altri. Scriveteci un SMS o un'email, raccontateci il Veneto attraverso i vostri occhi. Qual è il suo luogo da amare in Veneto? La chiesa sul lungomare a Caorle è bella. Perché ad ogni angolo c'è un'emozione e qualche emozione potrebbe essere nata anche dietro lo scaffale di un'antica biblioteca, su una panchina, sotto un roseto, sulla poltrona di un vecchio cinema o tra le mille luci di una sagra di paese. Io vivo nelle colline di Conegliano e vado spesso a San Pietro di Filetto perché c'è una bellissima chiesa dove c'è una bellissima vista di tutte le colline. Vado sempre con mio marito e i miei figli e facciamo anche un picnic lì. Qual è il suo angolo da amare del Veneto? La Restera di Treviso. A voi rivelarci i luoghi del Veneto da amare. Inizia da oggi la rubrica che racconta una terra e la sua gente attraverso il ricordo e attraverso le emozioni. Luoghi pubblici e noti, ma anche posti o scorci inusuali e intimi, magari sconosciuti ai più. Scriveteci, mandateci le vostre immagini, mandateci i vostri filmati.